Sono arrivate in Veneto altre 53.300 dosi di vaccino Pfizer, una dote importante per gli attuali 58 punti vaccinali in tutta la regione, a cui se ne stanno per aggiungere altri grazie anche ad accordi con strutture private. Ma in queste ore sono importanti anche gli accordi con i medici di base veneti per i vaccini, sulla base dell'accordo nazionale. Con loro avevamo già avuto un'interlocuzione, quindi le modalità di vaccinazione potrebbero essere, parlo al condizionale perché chiaramente finché non abbiamo chiuso non sono in grado di dirvi se saranno effettivamente queste, ma sono quelle del domicilio per i pazienti più fragili, quindi di andare loro direttamente al domicilio a vaccinare i pazienti che sono i loro pazienti assistiti che sono più fragili in assistenza domiciliare, che non possono muoversi, presso il proprio ambulatorio, oppure anche tramite dei centri che sono quelli messi a disposizione dei comuni o di altre istituzioni che ci sono state anche nella fase dei tamponi, insomma, ecco. Tutto questo appunto in base anche poi ai target che noi daremo a loro, che sono sicuramente dei target se al domicilio legato alle persone più fragili e alle persone non autosufficienti, i loro assistiti. E dopo invece per gli altri target stiamo ragionando rispetto anche a quello che diceva il Presidente, se ci sarà un passaggio per corti di età e quindi non più per categorie di servizi essenziali o quant'altro, che è la discussione che è in itinere anche a livello nazionale. Con le università di Verona e Padova vi è poi la partita per gli specializzanti fin dal primo anno, da applicare su base volontaria nei fine settimana nei centri vaccinali. Verona aveva già fatto una call perché aveva già una progettualità ma non è partita e mi risulta che hanno risposto 340 specializzandi che sarebbero quindi disponibili a farlo. Padova non l'ha ancora fatta, però parlando col professor Merigliano, insomma, dice che potrebbero essere sicuramente più di 1000 quelli che potrebbero partecipare.